Raffaele Padrone, lui è vice segretario nazionale della FSP Polizia, ben ritrovato Padrone. Grazie a voi, grazie a lei direttore. I primi 2 minuti, situazione di stallo ancora del governo, ci potrebbero essere delle ricadute importanti per le forze di polizia? Ma per le forze di polizia adesso abbiamo avuto una settimana o 2 fa la riconferma del capo della polizia, il prefetto Gabrielli. Certo che da quello che è successo rimaniamo un attimino attenti, perché non vorremmo che, anzi io lo dico qua questa sera, ma ho letto parecchie cose che sono passate sui social, offese, esiste ancora il vilipendio al capo dello Stato, minacce di morte, attenzione, perché se poi si mette in moto quella famosa macchina che è quella dell'informazione e da parte della polizia postale, cioè, voglio dire, può succedere, non succede, sono frasi magari buttate lì, però anche attenzione. Perché lei è un giornalista, oltre che essere certo. un poliziotto. Facebook o i social network sono equiparati a un giornale? Sì, quindi sì, esiste la stessa giurisdizione? Guardi, è capitato personalmente di dar conto a una persona che aveva offeso il sottoscritto via email, si figuri direttamente via un social dove ormai è un social mondiale, quindi la diffamazione a mezzo stampa esiste, ma comunque il reato di vilipendio, attenzione, che esiste, che abbia torto, che abbia ragione, io le mie cose personali me le tengo dentro, chiaramente per quello che faccio, per l'istituzione che ricopro, non sarò qui a dire se ho sbagliato o ho fatto bene, può essere andato oltre a quello che è la Costituzione, ma sarà qualcun altro che lo deciderà. Saranno dei costituzionalisti, esatto, che guarderanno questa cosa, però lasciarsi andare con frasi volgari, anche volgari, minacciose, sostituzione di immagini su altre persone, in 24 ore ne abbiamo visto di tutti i colori e piacerebbe a tutti dirlo, però attenzione che fa parte di quelle, come ricordava il direttore, di quelle pagine giornalistiche in cui comunque rimangono di proprietà di Facebook, questa è la cosa importante, vi dico sempre di non mettere alcune immagini perché rimangono di proprietà di Facebook. Per quanto riguarda la nostra situazione, io personalmente tengo a precisare una cosa, attenzione con l'istigazione poi alle rivolte, scendiamo in piazza, andiamo a Roma, attenzione anche a queste cose perché mettono soprattutto le forze dell'ordine in un'attenzione particolare, voglio dire che se poi dobbiamo ritrovarci in scontri di piazza con della gente che protesta magari anche democraticamente, attenzione che poi all'interno di questi gruppi ci sono sempre gli estremisti, i soliti facinerosi, e attenzione che non dovremo rimetterci ancora noi una volta come Polizia di Stato o Forze dell'Ordine a combattere contro, a manganellare contro queste sceneggiate che purtroppo non vengono risolte in piazza, non si risolvono in piazza. Abbiamo visto invece e sentito nella lista dei ministri che il ministro dell'Interno l'avrebbe dovuto fare o ricoprire Salvini, con tutte le buone idee che ha, speriamo che questa cosa venga portata avanti, perché insomma se quelle cose che ha detto prima della campagna elettorale, in campagna elettorale, dovessero essere apportate a verità, insomma un cambiamento anche per le forze dell'ordine ci dovrebbe essere, questo è quello che posso dire. Poi dal dire al fare c'è di mezzo il mare, l'ho sempre detto. L'oceano. Grazie Padrone, a voi. grazie come sempre ovviamente per la sua disponibilità, ma soprattutto per l'attenzione che ha verso appunto la tematica della sicurezza e non solo. Ci rivediamo la settimana prossima anche con lui. Paura ieri mattina per un ragazzo svenuto dopo lo scontro di gioco durante la partita di calcio tra Buiese e Virtus Corno.